Restiamo a Venezia, dove non ci sono solo i matrimoni milionari delle stelle di Hollywood o delle figlie dei magnati indiani. Ogni anno sono centinaia le coppie italiane e straniere che scelgono la magia della laguna per il fatidico sì. Ecco il senso di sposarsi a Venezia, quest'anno con una madrina speciale. Ci dice tutto Maria Piazzorzi. L'incanto del Canal Grande di notte, la gondola da cerimonia scivola silenziosa, la sposa e 3 damigelle stanno raggiungendo un grande albergo. In abito bianco, con tulle ricamato, c'è Bebe Vio, ma è solo per una sfilata. Il principe azzurro può aspettare, Bebe ha appena compiuto 19 anni. Con la campionessa mondiale di scherma paralimpica ci sono altre 3 donne da prima pagina, la regina dello sprint, Manuela Levorato, la campionessa mondiale di pattinaggio, Erika Zanetti, l'olimpionica di sci, Alessia Di Paul, impegnate in un'occasione benefica all'interno della rassegna Sposarsi a Venezia, organizzata ormai da 21 anni e rivolta ai wedding planner, cioè a coloro che pianificano i matrimoni in ogni dettaglio. La manifestazione, ideata e fondata da Vladimiro Speranzoni e Donatella Mola, ha voluto quest'anno esaltare il lato femminile delle atlete, a partire da una raggiante Bebe Vio, che a pochi giorni dalla festa dell'8 marzo ci ha detto: ci fa rendere tutti conto, secondo me, che non ha senso che ci sia un giorno, ma che dobbiamo farlo tutto l'anno, per far sì che le persone poi dicano: ah cavoli, è la festa della donna, ma io veramente ho bisogno di una festa di una donna per aiutare, per guardare meglio, per anche dire un che carina che sei, così, che ne so, penso che un marito o una moglie faccia molto piacere. Tra le spose in passerella si sono molto divertite Erika Zanetti in corto luminoso, una fiorita Alessia Di Paul, Emanuela Levorato in rosso glamour. Nel corso della serata raccolti oltre 2.000 euro a favore di Art for Sport. La rassegna, ospitata all'Hotel Europa e Regina, continua fino a domenica sera ad ingresso libero.